Il patto di stabilità deve essere allentato per permettere ai comuni con i propri quattrini di poter fare i lavori che servono alla comunità e nel contempo danno lavoro alle imprese. Non c'è più tempo da perdere. In Veneto sono fermi nelle casse dei comuni 1.200 milioni di euro di avanzi attivi che i nostri sindaci non possono spendere. 60 di loro manifesteranno a Roma per dire ai neopresidenti di Camera e Senato Boldrini e Grasso che non intendono più rispettare il patto di stabilità. Ma anche perché in questo momento l'Europa ha aperto uno spiraglio e ha detto possiamo ragionare sul patto di stabilità per i comuni e quindi liberare alcune risorse. Detto questo, è fondamentale che si colga al volo l'occasione e che quindi il governo attuale e quindi anche quello prossimo si operino fin da oggi per riuscire a immediatamente risolvere il problema del patto di stabilità. Facendo un esempio, meno di un decimo della cifra ferma oggi nelle casse dei comuni veneti basterebbe a risanare quasi tutte le scuole, dalle materne alle medie e inferiori, bisognose di interventi. Il totale è di 111 milioni di euro e queste sono spese indifferibili. Di manifestazioni a Roma i sindaci veneti ne hanno fatte tante, chiedendo più autonomia finanziaria e meno tasse. Ora, grazie all'apertura offerta dall'Europa sul patto e al rinnovo del Parlamento, sperano di essere accontentati. È l'ultima spiaggia, come dice qualcuno. Il presidente dell'ANCI regionale e dell'ANCI nazionale del Rio in particolare hanno assunto questa posizione con molta determinazione, arrivando anche allo sforamento del patto di stabilità se non saranno adottati i provvedimenti. Non può essere chiesto a un'impresa di fare dei lavori e dopo pagarla dopo un anno, dopo 2 anni. Ma in che paese viviamo? Sforiamo il patto e basta, e se il governo non sarà d'accordo ci mandi pure l'esercito, ha detto il vice segretario federale della Lega Nord del Trevisano Federico Caner. Sfilare a Roma non basta più.